Un padovano su 3 non paga le spese di condominio. Questo emerge dai dati in mano all'ANACI, una delle principali associazioni di categoria che rappresenta gli amministratori di condominio. Il 30% dei condomini è insolvente. Il rischio è che vengano messi a repentaglio i servizi per gli utenti che invece pagano regolarmente. Nei condomini la morosità spesso uno o due condomini ha difficoltà. Qui bisogna trovare delle soluzioni. Se queste difficoltà sono riconosciute dal condomino moroso, si riesce sempre a risolvere, ma spesso ci sono dei condomini che non hanno difficoltà e non pagano. Quindi in questi casi l'articolo 63 dell'attuazione del codice civile gli impone all'amministratore di fare il decreto ingiuntivo. Solo con questo si riesce a portare avanti la situazione del condominio, anche perché le bollette della luce, del gas, ma anche i servizi vari costano e se non paghi immediatamente non riesci a ottenere il servizio. Molti gli aspetti che devono essere controllati dagli amministratori di condominio. Sono infatti quasi 2000 le cause che ogni anno coinvolgono gli amministratori padovani. Molta attenzione va prestata alla privacy, soprattutto per quanto riguarda la videosorveglianza. In un condominio qui vicino, un custodio, quindi un portiere di un condominio, dopo che aveva avuto la sua informativa ad hoc per il trattamento dell'impianto di videosorveglianza, quindi che sapeva tutti i ruoli che doveva assumere per vedere queste riprese o per non darle appunto ai condomini, si è fatto corrompere da una condomina e gli ha praticamente dato le riprese di tutta un'intera giornata. Ecco, anche questa cosa qui noi siamo responsabili in prima persona.